Buon pomeriggio a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, giornate per l'educazione, organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IEM Servizi. Ringraziamo tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo festival, la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va inoltre alle molte associazioni e realtà di questo territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla a livello nazionale. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo in diretta web sia sulla pagina Facebook di Educhiamoci, sia sulla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo quindi il pubblico che è molto numeroso, ci sta seguendo da tutta Italia, composto da genitori, insegnanti, educatori e molti altri professionisti che stanno interagendo con noi attraverso i canali social, appunto. Fino a questo momento l'interazione è stata veramente molto partecipata e vi invitiamo a continuare a scriverci ponendo i vostri commenti o ponendo le vostre domande che poi gireremo agli esperti in sala o in videocollegamento. Vi invitiamo inoltre sempre a condividere le nostre dirette sui vostri profili e canali e vi ringraziamo per tutto il vostro supporto. Il titolo del nostro festival quest'anno è Che gioia, un tema che abbiamo scelto perché ci sta molto a cuore come educatori approfondire questo tema e soprattutto approfondire le modalità con cui la gioia noi possiamo trovarla o ritrovarla nelle nostre vite, non solo per noi, ma anche e soprattutto a vantaggio delle bambine, dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze. Avrete certamente potuto vedere dal nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it che gli incontri di questo festival sono molti, sono di alto livello, di alta qualità. Siamo veramente contenti di avere ospiti in questo festival, importanti personalità da tutta Italia e talvolta anche in collegamento da altri continenti. E vi ricordiamo che questi incontri sono completamente gratuiti. Vi invitiamo quindi a continuare a tenervi in contatto con noi consultando il nostro sito. Qui con noi in studio oggi c'è Sonia Bortolot, pedagogista in rappresentanza dell'Istituto La Nostra Famiglia, che al termine della chiacchierata di oggi ci aiuterà a fare alcune riflessioni ed eventualmente porre domande ai nostri relatori di questo incontro. Prima di presentarvi questo incontro di oggi, passo la parola ad Antonella Caldart, assessora alle politiche scolastiche, giovanili, per la famiglia, le pari opportunità e sociali. Grazie Antonella Caldart, a te la parola. Buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia, porto il saluto dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. Come avete visto nel video iniziale, noi viviamo in una città molto bella, ricca di storia, di cultura, di musica e anche di inserita in un magnifico territorio. È una città da vivere davvero con gioia, per riprendere il tema di quest'anno. Un tema che, lo avrete capito se ci avete seguiti fin qua, stiamo affrontando da varie sfaccettature. Tutti gli esperti che sono intervenuti fino ad ora, a vario titolo, con linguaggi diversi, ci hanno detto una cosa di fondo, e cioè che la gioia, o meglio la felicità, come viene definita dagli psichiatri e dai neuropsichiatri, la felicità non può essere ottenuta, la felicità quella vera, quella buona, non può essere ottenuta senza la relazione. E per avere relazioni noi abbiamo bisogno di una comunità. Mi sento di aggiungere di una comunità che può essere tale solo nel momento in cui tutte le persone che vi appartengono abbiano gli stessi doveri e gli stessi diritti. Parlando noi di bambini in modo particolare, bambini inseriti nella nostra comunità educante, abbiamo visto nel corso di questi incontri come alcuni bambini siano particolarmente fragili proprio rispetto a questo bisogno di essere inclusi a pieno titolo nella nostra comunità. Ieri sera, per esempio, il professor Vicari ci ha parlato dei bambini affetti da stress fino a malattie mentali e di tutte quelle malattie connesse e tutte quelle patologie connesse poi alla malattia
mentale, che noi anche nei nostri servizi sociali, nelle nostre scuole purtroppo incontriamo tutti i giorni. Oggi affronteremo una nuova tipologia, un nuovo tipo di bambini. Parleremo di un altro problema, che è un problema che davvero richiede maturità, perché la nostra divenga una comunità completamente e assolutamente accogliente, una comunità, come ci ha detto il magistrato dottor Colombo nel suo intervento, che ha l'obbligo di essere responsabile nei confronti di tutti. E sono lieta di avere oggi qui con noi a raccontarci, a parlarci di questa tematica, quindi della disabilità, nel caso specifico, un nostro concittadino che poi Marco ci presenterà. Concludo quindi con il solito mio complimenti a tutti noi che abbiamo deciso di dedicare alcune ore della nostra giornata ad educarci per il bene nostro di educatori, sia che siamo genitori, che siamo insegnanti, che comunque siamo degli operatori che ci occupiamo di bambini, sia proprio per il bene dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Grazie e buon pomeriggio. Grazie ad Antonella Caldart. Passiamo quindi a presentare l'incontro di questo pomeriggio, il cui titolo è Lo strano caso delle 6F. Abbiamo qui con noi per parlarci di questo tema il dottor Gianni De Polo, che ci teniamo di cuore a ringraziare sentitamente per la sua presenza, la sua disponibilità e anche lo spirito di partecipazione e condivisione con questo evento che credo senta anche in parte suo. È stato con noi l'anno scorso, parzialmente, quest'anno abbiamo il piacere di ospitarlo a lungo per un intero incontro. Gianni De Polo è neuropsichiatra infantile e fisiatra con un master in cooperazione internazionale nel settore della disabilità, è responsabile di 2 centri dell'associazione La Nostra Famiglia in Veneto, ha esperienze di docenza in Sud Sudan, in Kosovo, in Cina, è autore di ICF-CY nei servizi per la disabilità. Non è autore, divulgatore. Divulgatore, ecco, correggiamo, vedi? Divulgatore di ICF-CY nei servizi per la disabilità e relatore in eventi formativi e convegni su disabilità e riabilitazione in età evolutiva. Conoscitore, utilizzatore e divulgatore di ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha promosso in Italia la giornata mondiale delle PCI, cioè delle paralisi cerebrali infantili, in collaborazione col centro Ken Child della McMaster University in Canada, con cui collabora. Da qui è cresciuta la sua passione per la riabilitazione centrata sulla famiglia e sul concetto delle 6F che ci illustrerà di persona. Insieme a lui, nostra ospite molto gradita oggi, la signora Lidia, mamma di Tommaso, che è fra l'altro anche Tommaso qui in sala con noi oggi. Prima di passare la parola ai nostri relatori, quindi al dottor De Polo e alla signora Lidia, vi ricordiamo che potete porre le vostre domande ai nostri esperti utilizzando i profili social oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete ora comparire in sovraimpressione, che vi leggo, 370 3186 802. Lasciamo quindi la parola al dottor Gianni De Polo e alla signora Lidia e auguriamo a tutti voi un buon incontro. Buongiorno, grazie della presentazione generosa. È vero, io sono di Vittorio Veneto, per cui sono molto contento di essere qui. Questo è un incontro, diciamo, a chilometro zero, perché effettivamente abito anche qui vicino. Sono contento di essere qui perché ho calpestato questi corridoi qualche annetto fa, per 3 anni, questo è un ulteriore motivo, insomma, di gratitudine per questo pomeriggio. E niente, io vi presento questo argomento, ho voluto dare questo titolo giusto per essere un po' misterioso e accattivante, ma poi spero di accompagnarvi in un racconto che è molto concreto e parla di storie di persone, anche storia mia professionale e non solo mia, e che spero appassionerà voi come ha appassionato me in tutti questi anni e continua ad appassionarmi. Ecco, il tema di questa iniziativa è la gioia, disabilità e gioia, ma
Effettivamente associare queste due parole non viene spontaneo, pensare che gioia e disabilità siano assieme è un po' difficile, è difficile pensare che spontaneamente si leghino, però se ci pensiamo un attimo anche solo dal punto di vista semantico sono due concetti diversi, la gioia è un'emozione, la disabilità è tutt'altra cosa. Quindi quando questi due termini ci sembrano stridere, evidentemente c'è un errore così come tanti errori commettiamo di questo tipo associando concetti che sono diversi, che ne so, straniero, cosa ci viene in mente? Subito pericolo, donna, debolezza, quale cosa più falsa tra l'altro, o bella ciao di sinistra, cosa c'entra? Inter, sofferenza, oddio, questo effettivamente è un po' vero e questa sera vedremo come va. Però ecco, dobbiamo stare attenti a questo tipo di pregiudizi che senza renderci conto, noi non nasciamo con questi pregiudizi, un po' alla volta entrano a far parte di noi, è molto importante rendersene conto. Quindi diciamo subito che disabilità e gioia non si escludono a priori. Vedremo però in questo racconto se questa è una situazione occasionale, è evidente, questo è un bambino che ha un problema di disabilità, si trova su una carrozzina molto più grande di lui e mi auguro proprio che non sia stata fatta per lui, perché ci sarebbe da dire sulle abilità del tecnico ortopedico rispetto alle misure, però ecco, indubbiamente questo bambino esprime gioia. Vedremo se questa è una situazione occasionale, se qui c'è stato un fotografo particolarmente abile che è andato a cogliere un momento, oppure se è una situazione che può non essere così rara. Facciamo un po' di storia, visto che parliamo di storia delle 6F, e andiamo un po' indietro. Qualche anno fa, nel 1948, all'atto della sua Costituzione, l'Organismo Mondiale della Sanità espresse questo concetto di salute, no? Un concetto di salute che andava già oltre all'idea di assenza di malattia, un concetto di salute che andava oltre l'idea che per star bene fosse necessaria la medicina fisica. Ma l'Organismo Mondiale della Sanità, 74 anni fa, questa cosa a me stupisce, 74 anni fa andava ad affermare che la salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato di benessere, di completo benessere, dice l'Organismo Mondiale della Sanità. Questa è la definizione tuttora diciamo, approvata, utilizzata dall'Organismo Mondiale della Sanità. Quindi la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Quindi considera la multidimensionalità della persona, che non è fatta solo di corpo, okay, ma è fatta anche di emozioni, è fatta di sentimenti, è fatta di socializzazione. La definizione, però, questa definizione dell'Organismo Mondiale della Sanità negli anni si è visto che scricchiolava e scricchiola terribilmente. Perché? Perché definisce lo stato di salute come uno stato di completo benessere. Ma chi anche di noi qui in sala o anche a casa può considerarsi in una situazione di completo benessere? Magari in particolari momenti, che ne so, di estasi, uno può dire, Dio, scoppio di salute, tra l'altro usa questo termine come dire che troppa salute ti fa saltare per aria, no? Quindi questa definizione presa alla lettera minimizza la possibilità che le persone hanno di reagire e superare le sfide portate dai continui cambiamenti fisici, emozionali e sociali della vita e che avvengono in continuazione. Quindi è una concezione di salute che traballa e diciamo forse 74 anni, è vero che adesso ci fanno lavorare fino ai 70 eccetera, ma forse anche questa definizione potrebbe già andare finalmente in pensione.
Nel 1980, quindi ci avviciniamo un po', nel 1980 l'Organismo Mondiale della Sanità pensa che sia il caso di chiarire alcuni concetti, che sono i concetti di disabilità, di handicap, di salute, e sviluppa, diciamo, quella che è una classificazione, la International Classification of Impairments, minorazioni, disabilities, disabilità and handicaps, e handicap, no, e produce questa classificazione. Devo dire che appena quando ho iniziato a lavorare, non negli 80, un po' dopo, questa classificazione era perfetta perché era molto semplice. Praticamente raccontava che a seguito di una malattia una persona può trovarsi in una situazione di menomazione, quindi subire una anomalia a livello fisico oppure in qualche funzione. Pensiamo a una persona, penso a 2 o 3 amici che hanno subito dei gravi incidenti con lesione midollare, no? Quindi io ho un incidente, questa è una malattia, ho una menomazione perché il mio midollo ha subito una grave lesione e quindi perdo delle funzioni che sono le funzioni muscolari. La menomazione determina, quindi di per sé, questa menomazione, una lesione al midollo, determina una perdita di abilità. Qual è l'abilità? È quella del camminare, ok? E allora cosa succede? Succede che io divento handicappato. Divento handicappato perché non posso più camminare e di conseguenza io ho uno svantaggio nel mio contesto sociale. Questa classificazione, questo schema era perfetto, perché bastava praticamente sapere il primo di questi tasselli, la malattia. A quel punto io sapevo già che alla fine c'era un handicap, era un collegamento diretto. Ma siamo sicuri di questo? Siamo sicuri di questo? Vediamo qualche esempio, e qui sicuramente le persone anche qui dentro possono aiutarmi. Vediamo alcune persone. Questo è un grandissimo cantante, ok? Andrea Bocelli, tutti quanti lo conosciamo. Qui adesso presento uno che io conosco, qualcuno della mia età conosce, ammesso e non concesso che sia anche appassionato di atletica leggera. Questo qua è Totò Antibo. Totò Antibo è stato un grandissimo mezzofondista, lo chiamavano l'africano bianco perché era uno dei pochi che tra gli anni 80 e 90 riusciva a far vedere i sorci verdi, diciamo così, agli atleti africani. Lui, dopo vi racconterò come mai l'ho messo in questo elenco, un grandissimo campione. Catherine Zeta-Jones, grande attrice, anche lei. Questo credo che sia un fotogramma preso dalla Maschera di Zorro, gran film, io l'avrò visto 5-6 volte. E vedremo perché l'ho messa in questa serie. Alex Zanardi adesso sappiamo che è in una situazione di grosse difficoltà per un incidente avuto quasi 2 anni fa, ma lui aveva avuto un precedente, gravissimo incidente, con amputazione di entrambe le gambe. Ma poi è diventato uno dei più grandi campioni paralimpici nella storia delle Paralimpiadi. Non solo, lui è come si potrebbe dire, motivatore, presentatore e testimonial di varie campagne e via di seguito. Vincent van Gogh, uno dei più grandi pittori dell'impressionismo. Questo qui, anche qui qualcuno lo conoscerà, Stevie Wonder. Stevie Wonder è un cantante afroamericano, uno che era già considerato un genio quando aveva 4 anni, e già a 4 anni non ci vedeva. Vediamo chi c'è qui. Ludwig van Beethoven. Non occorre neanche spendere 2 parole. Questo è Pierangelo Bertoli. Vabbè, anche a me viene facile, sempre per questioni anagrafiche. Pierangelo Bertoli è stato un grande cantautore e lui non poteva camminare a causa di una poliomielite avuta in età infantile. Qui veniamo ai giorni nostri. Questo è Josip Ilicic. Grandissimo campione di calcio, parliamo di Lazio, Atalanta e Fiorentina, e che negli ultimi 2 anni ha vissuto dei momenti bui.
È scomparso e sui giornali molte volte si è parlato di crisi depressive, eccetera, tra l'altro cose mai smentite. Uno dei più grandi campioni di calcio degli ultimi anni. Virginia Woolf, una grande romanziera che all'inizio del XX secolo ha scritto dei romanzi che hanno segnato la storia della letteratura internazionale. Bene, queste persone, se io ve le nomino e se noi ci pensiamo, le pensiamo in termini della grandezza con cui hanno manifestato alcune loro capacità, potremmo dire, o di quanto di grande hanno fatto, che poi è rimasto a tutti noi, Peccato che tutte queste persone avevano non dei problemi lievi di salute, avevano dei problemi anche gravi di salute. Okay? Virginia Woolf soffriva di gravi crisi d'ansia, di un disturbo bipolare, depressivo, molto grave. Ludwig van Beethoven sappiamo che è diventato sordo, eppure ha continuato a comporre. Totò Antibo soffriva, in ogni caso una forma importante di epilessia, e durante una gara, erano i mondiali di atletica del 90, che io stavo guardando la TV, ebbe una crisi epilettica, era in testa, rallentò, e quando la crisi passò ormai il treno per la medaglia d'oro era passata. Catherine Zeta-Jones, anche lei ne ha parlato, anche lei apertamente, un disturbo bipolare, quindi dei picchi di funzionamento molto alti con poi altre cadute, ma ne abbiamo altri. Buffon, il portiere della nazionale, Abraham Lincoln, Winston Churchill, e vabbè, adesso possiamo andare avanti. Prendiamola da un altro punto. Adesso invece pensiamo a delle malattie molto molto gravi, no? Allora, questa diagnosi, tetraplegia evolutiva anartria. Sapete cosa vuol dire tetraplegia evolutiva? Tetraplegia evolutiva significa una progressiva perdita di funzionamento dei 4 arti. Evolutiva vuol dire che peggiora e porta fino all'immobilità totale. Anartria vuol dire impossibilità di parlare, incapacità e impossibilità di parlare. Quindi potremmo dire una situazione di disabilità lieve, anche no, media, anche no, grave, forse anche no, gravissima, forse anche sì. Stiamo parlando di chi? Stiamo parlando di Stephen Hawking. Okay? Stiamo parlando di Stephen Hawking, uno degli astrofisici, fisici, matematici più grandi nella storia della scienza. Tra l'altro, ecco, mi auguro, perché è proprio bello, che molti di voi abbiano visto il film La teoria del tutto, no? Che è un film che ha una carica di energia, di forza incredibile, è un film allegro, bello. E Stephen Hawking era uno che riflettendo, una delle frasi che più mi hanno colpito di lui, perché io purtroppo di astrofisica, ahimè, non posso apprezzare la sua grandezza, mi fido però di chi me ne parla. Ecco, lui a un certo punto diceva: l'aggressività umana, che purtroppo non è minimamente diminuita nel corso di secoli nella storia dell'uomo, è rimasta uguale, identica come l'uomo della preistoria, lo vediamo tutti i giorni, unita all'avanzare della tecnologia, rischia di portare l'uomo alla autodistruzione. Mi ha molto colpito questa sua frase. Vediamo un altro esempio. Qui andiamo su una cosa completamente diversa. Disturbo dello spettro autistico, autismo, Asperger è una delle forme di autismo, disturbo ossessivo-compulsivo, quindi un grande disturbo del controllo del pensiero, mutismo elettivo, vuol dire impossibilità e incapacità di parlare in determinate situazioni, e disturbo alimentare, quindi con fasi molto importanti di anoressia. Okay? Anche qui direi che stiamo parlando di un problema grave. E stiamo parlando di questa persona qui, Greta Thunberg. Okay? Greta Thunberg in un suo libro dice, guardate cosa dice: c'è chi mi prende in giro per la diagnosi che mi è stata fatta, ma la sindrome di Asperger non è una malattia, è un superpotere. L'autismo non è una malattia, è un superpotere per lei. Lei sta parlando per lei.
Se fossi stata normale e socievole mi sarei iscritta a un'associazione, ma non essendo molto brava a socializzare, ho fatto quello che ho fatto. Ero esasperata perché nessuno muoveva un dito per la crisi climatica e sentivo di dover fare qualsiasi cosa. E a volte non fare qualcosa, per esempio stare semplicemente seduta, come lei ha fatto per mesi e mesi, davanti al Parlamento svedese, è più efficace di fare qualcosa, proprio come un sussurro a volte risuona più di un grido. C'è chi mi dice, e questo proprio è classico, una delle cose tipiche delle persone che hanno un disturbo dello spettro autistico, questo funzionamento. C'è chi dice che i miei discorsi sono troppo semplicistici, per esempio quando dico che la crisi climatica è una questione di bianco e nero, vita o morte, o che dobbiamo fermare le emissioni di gas serra subito. Ma io lo dico perché è vero. E siccome lei non ha filtri, lo dice, punto. Il libro che vi invito assolutamente a leggere è questo, La nostra casa in fiamme. È un libro bellissimo che lei ha scritto a 4 mani con sua madre. E vabbè, uno dice, facile, questi sono famosi. Facile prendere questi esempi. Tra l'altro, secondo me, non proprio facilissimo. Però questi sono famosi. Ok, allora andiamo, vediamo qualcos'altro. Adesso vi parlo, entro nella mia sfera personale, vi parlo di quello che è diventato un mio amico. Vediamo la diagnosi. Disabilità intellettiva lieve vuol dire ritardo mentale lieve. Sindrome ticcosa grave, quindi disturbo gravissimo di tics, motori, volcari, salta, eccetera. E psicosi delirante, ha avuto un delirio per cui era convinto di vedere delle persone che lo inseguivano su per le scale mentre lui era in bagno, eccetera, un delirio gravissimo, lui le vedeva proprio le persone, peccato che non c'erano. 8 anni fa, qui vicino, successe un evento che scosse molto questa comunità. Era inizio agosto, c'era caldo, un grosso gruppo di amici si trova per fare una festa, okay, una cena, e si trovano in un tendone dove? In un posto ameno, qui vicino a un mulino, un vecchio mulino restaurato, e con un mulino a pala, la pala mossa dall'acqua che scende da una cascata di un torrente vicino, no? Una cascata di una quindicina di metri, un luogo bellissimo, si trovano per fare una cena, arriva un temporale, il temporale in realtà si rileva un mezzo uragano, un qualcosa di estremamente grave. Il torrente si ingrossa, porta giù dei detriti, si forma un tappo a monte della cascata, a un certo punto l'acqua continua a spingere, il tappo salta e tutto quello che è a valle viene portato via, compreso il tendone. Muoiono 4 persone. Quella notte però succede una cosa incredibile. 2 persone che abitavano lì vicino, in una casa colonica, sentono le urla, accorrono e sotto il diluvio non ci pensano un attimo, prendono delle corde, le legano, diciamo, ai filari delle viti, le lanciano sotto, dove sentono le grida. In questo modo si salvano moltissime persone che probabilmente non ce l'avrebbero fatta. Queste persone vanno a casa loro, in condizioni, potete immaginare quali erano, chi aveva perso i vestiti, chi aveva feriti, eccetera. Loro svuotano i loro armadi, gli danno da vestire, accendono il fuoco, eccetera, tanto che poi alla fine non avevano più loro qualcosa da vestirsi. Uno di questi era il mio amico Alberto, un nome fittizio. Dopo un po' di tempo io incontro Alberto, no? Gli dico naturalmente ero rimasto senza parole, gli eroi eccetera, così dico Alberto ma com'è successo, cosa hai fatto, com'è che raccontami cosa hai provato eccetera, lui mi guarda e mi fa ma Gianni, cioè, lo dico, me l'ha detto in dialetto, è molto più bello ma insomma parlo in italiano, mi dice Gianni, cioè, eravamo lì, pioveva di brutto, abbiamo sentito urlare, chiedevano aiuto e gli abbiamo dato aiuto. Punto, stop. Come dire, che domanda mi fai? Ho riflettuto tantissimo su questa cosa qui. Qui la sua disabilità intellettiva, quella che gli ha permesso di fare questa cosa. Ci fosse stato il Gianni De Polo di turno, il Gianni De Polo di turno cosa faceva? Diceva, oddio, qua succede il finimondo, speriamo che non venga giù la casa, chiamiamo i soccorsi, stiamo attenti, prima di tutto mettere in sicurezza se stessi, perché ho fatto tutti i corsi per il pronto soccorso, io sarei andato? Non lo so, mi lascia una piccola speranza, un barlume di speranza. Lui ha fatto questo perché il suo pensiero così semplice gli ha fatto fare 1 + 1 = 2.
Ho un quadro, lui è un artista, ho un quadro nel mio studio, bellissimo, a me piace tantissimo, si chiamano rose piangenti, c'è quella linea rossa sopra, no? Che sembra proprio un taglio da cui scendono delle lacrime che poi bagnano le rose e che piangono. Non gli ho chiesto cosa voleva dire, mi avrebbe detto Gianni, sono delle rose, Però quello che queste danno a me, lui non può saperlo e non finirò mai di ringraziarlo. Quindi è chiaro che bisogna cambiare questo termine da handicappato, non funziona, perché queste persone in determinati ambiti hanno avuto un funzionamento che è incommensurabilmente più grande di quello che potrei mai avere io. Quindi siamo passati a questo concetto, persona con disabilità. C'è stata una progressione nelle terminologie, no? Si parlava di handicappati, lasciamo perdere prima quando si parlava di imbecilli, idioti, minorati, perché c'è stato anche questo, ci sono manuali con questi termini. Handicappati parliamo da quando siamo arrivati qui. Poi siamo passati ai disabili, dai, era già un po' meno tosta. Siamo arrivati ai diversamente abili. Altro termine così un po', a me mi dà un certo che, insomma, mi fa venire i capelli dritti, nonostante che ne abbia pochi, ma perché? Perché c'è poco da dire, guardate i bambini a sinistra, sono degli amputati, come fai a dire che sono diversamente abili? Certo, sono diversamente abili perché sono oggettivamente meno abili a correre. Quindi c'è stato questo termine, quindi diversamente abili, tanto che poi è diventato un giochetto. Allora io sono un diversamente giovane, sono un diversamente cappellone, c'è chi è diversamente magro e via di seguito. Quindi questo termine ha fatto la stessa fine di handicappati. Siamo persone con disabilità, persone che in determinate situazioni possono avere una disabilità e questo è il concetto su cui adesso direi c'è una condivisione, insomma anche a me sembra più corretto e dopo lo approfondiremo. Io propongo addirittura un'altra cosa, di parlare di diversamente disabili. Eccomi là, sono io. Perché? Perché alla fine è possibile, è probabile che a meno che il Padre Eterno o chi per Lui non decida di mandarmi un bel coccolone e quindi si cala il sipario senza neanche che me ne accorga, però è possibile che io mi trovi in una qualche situazione di difficoltà andando avanti, magari no, tra un'oretta o tra 10 minuti, ok? E l'artrosi, e il diabete, e lasciamo perdere altre cose, chi più ne ha più ne metta. Quindi, dove sono la salute e la disabilità? È chiaro che non sono dentro una persona, non fanno parte della persona, non si può dire è un disabile, è un abile. Non sono neppure dentro la società, perché in ogni caso ci sono delle risorse personali che permettono ad alcune persone, anche in contesti ambientali difficilissimi, di funzionare ad un livello molto alto. Quindi è chiaro che la salute e la disabilità sono dei concetti che riguardano la persona in un ambiente, nel suo contesto di vita. Ecco, e quindi si capisce la definizione di disabilità. La definizione di disabilità dell'Organismo Mondiale della Sanità è questa. La disabilità è una difficoltà, quindi non è qualcosa di appiccicato, etichetta disabile con il Bosti che non si stacca più. È una difficoltà nel funzionamento a livello fisico, personale e sociale in uno o più ambiti di vita, che una persona con una malattia trova nell'interazione con i fattori contestuali. Quindi è dall'interazione tra un fattore contestuale e i problemi della malattia, i problemi collegati a una malattia di una persona, che quella persona può trovarsi in una situazione di disabilità oppure no. Pensiamo agli esempi che abbiamo visti. Quindi ne deriva un insegnamento, anch'io ho usato il dito così, però non volevo essere come Fra Cristoforo e non vorrei che fosse presa come Fra Cristoforo, no? Questa è la scena famosa di Fra Cristoforo che a casa di Don Rodrigo dice verrà il giorno, puntini, 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 in cui raccoglierai sostanzialmente, no, questo non lo dice, dice verrà il giorno nel romanzo, però puntini, puntini vuol dire in cui raccoglierai i frutti di tutto il male che hai seminato. Don Rodrigo prende paura e lo butta fuori a calci. Ecco, non è questo che voglio esprimere con questa considerazione. La rivoluzione culturale è proprio questa.
l'Organismo Mondiale della Sanità ci dice, e anche noi abbiamo capito, che qualsiasi persona, anche noi, in qualsiasi momento della nostra vita può presentare una malattia che in un contesto sfavorevole si traduce in disabilità. Quindi la disabilità non è qualcosa che riguarda altri, no? lontano da noi. Infatti di quante persone parliamo? Questo è un dato che viene dal World Report on Disability del 2011, è stata la prima rilevazione ufficiale del numero di persone in situazioni di disabilità nel mondo, proprio perché era da poco che finalmente in tutto il mondo si utilizzava un unico linguaggio per parlare di disabilità. Parliamo del 15% della popolazione mondiale, ok? Quindi 1 miliardo di persone vivono in una situazione di disabilità. Vuol dire che 1 miliardo di persone non a causa, con un problema di salute, a causa di un'interazione negativa con il loro ambiente, e l'ambiente siamo anche tutti noi, quelli che tanti in questo momento non si sentono in situazioni di disabilità, quindi a causa di un'interazione sfavorevole con l'ambiente hanno problemi di funzionamento. 1 miliardo di persone. Ok, come possiamo... Io sono neuropsichiatra infantile e mi occupo di riabilitazione. La riabilitazione, a questo punto, cos'è? La riabilitazione è un processo, un lavoro molto lungo. Io ho la fortuna, anche con chi lavora con me, con tutti i miei colleghi, la fortuna, l'onore e la sfida di conoscere dei bambini anche nei primi mesi di vita e poi di accompagnarli anche tanto, anche fino a 18, 19, 20 anni. La riabilitazione è un processo lungo che ha come obiettivo quello di promuovere nel bambino e nella famiglia non la salute così come la definisce l'OMS, lì non ci arriviamo, ma la migliore partecipazione e qualità di vita possibile per lui. Quindi è chiaro che la riabilitazione si occupa non solo della persona e dei suoi problemi, delle sue minorazioni, dei suoi problemi fisici, ma si occupa moltissimo degli aspetti affettivi, comunicativi, relazionali del suo ambiente. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa che dopo vi traduco con un'immagine. Non è una cura, ma vuol dire prendersi cura della persona in base a un progetto. Un progetto che non è che costruisco io perché sono il grande esperto, okay? Perché ho più di 30 anni di esperienza, questo è vero, e quindi posso pontificare. È un progetto che viene costruito con la persona, il bambino, che ha un problema di disabilità, con la sua famiglia. In questo progetto, chi entra? Entrano tutte le persone importanti per quel bambino, per carità. I riabilitatori sono importantissimi, saper fare il proprio lavoro, studiare, andare avanti è fondamentale, diciamo, è la conditio sine qua non. Ma entrano i genitori, dopo lo vedremo, mi sto avvicinando alle 6F, non sto perdendo il contatto con l'obiettivo finale, che è quello delle 6F. Entrano in gioco gli insegnanti, i coach, gli amici e così via. Significa quindi che fare riabilitazione non si può fare in questo modo. Quante volte abbiamo sentito dire io una vita che faccio questo mestiere, so come sono i Down, io so come si tratta l'autismo. Ecco, questo non c'è nulla di più lontano dalla realtà, questa è una falsificazione, questa è una persona che non vuole mettersi in discussione. Quindi questo non funziona, il professorone non c'è. Fare riabilitazione in età evolutiva dentro il proprio studio, chiuso a chiave, facendo entrare uno alla volta la povera persona che ha bisogno della nostra scienza, è tutto fuorché riabilitazione. Quindi bisogna far cosa? Bisogna sporcarsi le mani. Se io voglio fare una bella pizza non è che posso mettermi davanti agli ingredienti, mettere le braccia dietro e dire magari a qualcuno, senti, metti insieme acqua perché non sarà la mia pizza. Per fare una buona pizza devo mettere le mani dentro.
Non verrà magari perfetta, ma verrà la pizza che io ho cercato di costruire nel miglior modo possibile. Quindi la riabilitazione sicuramente si fa con i servizi riabilitativi, qui solo questa slide, mi raccomando, non preoccupatevi. Quindi bisogna migliorare le funzioni, ci vogliono i fisioterapisti, i neuropsichiatri, gli psicologi, i pedagogisti, i terapisti occupazionali, poi dove lavoro per fortuna abbiamo tutti e ancora di più questi specialisti, ma io finché faccio questo, ok, posso ottenere dei risultati, faccio dei test all'inizio, dei test alla fine del trattamento, dico il punteggio è migliorato, che bravo che sono, ok, pubblico, vado addirittura a pubblicare, sapete noi che facciamo, i dottori facciamo anche un po' di ricerca, per noi pubblicare, che non vuol dire pubblicare sui social, sulle riviste scientifiche è il massimo, ma se faccio riabilitazione per occuparmi della vita delle persone, il mio obiettivo è questo, migliorare la partecipazione. Se non arrivo qui, ho speso tante energie e ho fatto spendere un mucchio di energie, di fatica e di illusioni anche ai bambini e alle famiglie che cerco di aiutare. Ecco, quindi la nuova definizione della salute, questa a me piace molto, l'ho letta su un articolo del British Medical Journal nel 2011, poi è stata ripresa da molti altri autori, è in inglese, Health as the ability to adapt and to self-manage. Quindi la salute come la capacità di adattarsi, quindi rispondere alle sfide dell'ambiente, della vita e che la vita ci porta, e self-manage, in italiano non c'è una traduzione, self-manage non è autodeterminarsi, perché nessuno si può autodeterminarsi, io la leggo come possibilità di orientare il proprio vascello nella direzione che si desidera, che si sente profondamente essere quella giusta per noi, pur in mezzo alla tempesta. Ecco, però non è che si può tradurre self-manage dicendo tutta questa pappardella. Secondo me questo significa, no? Quindi, l'intervento riabilitativo con le bambine e i bambini. Siamo vicinissimi alle 6F. Questo signore qua, guardate sotto il nome, si chiama Peter Rosenbaum, 2003. È un signore che vive in Canada. Canada è un bellissimo paese. A un certo punto, nel 2003, lui fa questa riflessione in un articolo scientifico. Allora, diciamo subito, Peter Rosenbaum è il fondatore di uno dei più grandi centri di ricerca mondiali nel campo della disabilità, ok? Forse il più importante, che si chiama CanChild, è quello con cui appunto io ho l'onore di collaborare da alcuni anni, all'interno di un'università Hamilton, nell'Ontario, la McMaster University. Lui, insieme a un collega, ha fondato un centro di ricerca e loro producono ricerca ad altissimo livello nel campo della disabilità e soprattutto delle paralisi cerebrali infantili. Quando Peter Rosenbaum e il suo gruppo pubblicano un articolo scientifico, si va a leggere e di solito c'è ben poco da obiettare. Bon. Peter Rosenbaum a un certo punto dice: è essenziale, cioè ragioniamo su questa riflessione, è essenziale riconoscere che molti bambini con disabilità possono essere privati delle esperienze ordinarie dell'infanzia, come esplorare, correre rischi, fare quelle che gli adulti chiamano marachelle e in genere condurre la danza che caratterizza il rapporto tra i figli e i genitori. Sostanzialmente ogni tanto fare impazzire i genitori, combinarne di cotte e di crude e educare i propri genitori, perché poi l'educazione è una cosa a doppia mandata, no? Questa è una riflessione potente, su quanto per proteggere i bambini con disabilità spesso li priviamo della possibilità di fare delle esperienze che sono normali. Quindi lui dice, noi come riabilitatori, ok, facciamo le nostre attività nei centri di riabilitazione, sono assolutamente necessarie, però l'obiettivo, noi miglioriamo la forza muscolare e la coordinazione muscolare per cosa? Per permettere ai bambini di fare esperienze nel miglior modo possibile nel loro contesto di vita. Quindi noi dobbiamo aiutare i genitori ad affrontare la sfida collegata alle difficoltà dei propri figli con un'attitudine positiva e di fiducia verso la possibilità loro di fare delle esperienze di vario tipo. E non importa se vengono fatte in maniera normale oppure no, anzi la normalità, lui dice, è un vincolo che è una catena, che è il caso di rompere. Quindi i servizi incentrati sulla famiglia per i bambini con disabilità mirano ad aiutare la famiglia a sentirsi in controllo della situazione, self-manage, quindi riuscire a diciamo indirizzarsi seguendo la strada che loro decidono nel cammino della vita. E veniamo alle 6F finalmente, ci voleva tanto.
Le 6 F. Bene, cosa c'entrano queste 6 F? Questo signore qua chi è? È il dottor Peter Rosenbaum, che io ho incontrato recentemente a un convegno qui a Barcellona, a Barcellona, qualche mese fa, e Peter Rosenbaum col suo gruppo nel 2011 esce con questo articolo. The F words in childhood disability, I swear this is how we should think. Le parole F nella disabilità, in età infantile, io giuro che questo è il modo in cui dovremmo pensare. Cioè, mi esce con un articolo del genere e dico, boh, Peter Rosenbaum, cosa gli è successo? E chiaramente vado a leggere. E lui raccoglie il frutto di quelle riflessioni partite dal 2003, probabilmente molto prima, e di tutta la sua storia e del suo gruppo di ricerca, perché è una grande equipe, questa qui, che lavora con lui, e dice, in questo articolo noi cerchiamo di racchiudere una serie di idee basate sul concetto di disabilità dell'Organismo Mondiale della Sanità, quel concetto che vi ho fatto vedere prima, in 6 parole. È in inglese naturalmente, quindi sono... e dice, io spero che queste 6 parole servano da guida, attenzione, da guida, dopo vi porto degli esempi velocissimi pratici, da guida ai servizi clinici, ai servizi di ricerca, a tutti coloro che sono coinvolti nel sostegno ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. Consideriamo sempre per ogni bambino, e vale anche per tutti i bambini, diciamo così, con sviluppo tipico, queste 6 parole. Le 6 parole sono functioning, funzionamento, family, famiglia, fitness, forma fisica, fun, divertimento, friends, amici, e future, il futuro. Functioning, funzionamento, recupera quel che si diceva prima. Funzionamento si riferisce a ciò che la persona fa. Allora, loro dicono, un bambino normale, quando inizia a camminare, pensiamo a quando inizia a 9, 10, 11 mesi, lo fa sempre nello stesso modo? Tutti si mettono prima a strisciare, poi tirano sul sedere e si impiantano per terra con la faccia, poi tirano sulla faccia, poi iniziano a gattonare. Qualcuno va a plantigrado, stile orsa, dopodiché si tira su. Questa è la perfezione. Ma quanti bambini arrivano alla stazione retta in maniera diversa? C'è chi cammina sul sedere usando le gambe come dei remi, chi si mette su un gluteo, chi su quell'altro, chi sul fianco. Ognuno ha il suo modo di imparare a camminare, pure mica noi andiamo a correggerlo. Quindi Peter Rosenbaum e loro dicono, promuoviamo l'attività. L'importante è l'attività, non importa quanto normalmente venga svolta. La famiglia è chiaramente l'ambiente essenziale di tutti i bambini. I genitori non vanno sopportati, qualche volta noi abbiamo questo atteggiamento, non vanno semplicemente supportati, coraggio, dai che ce la faccia, ma vanno coinvolti nel progetto riabilitativo. I genitori sono partner e sono quelli che tra l'altro conoscono al meglio i loro figli, e qui sono qui con Lidia che ci parlerà di questo, ci dimostrerà questo. Fitness, la forma fisica. I bambini con disabilità, è dimostrato anche qui dalla letteratura scientifica, sono in minor forma rispetto ai loro coetanei e spesso lo sono meno di quanto potrebbero esserlo. Ecco che allora gli interventi riabilitativi di vario tipo, gli sport, eccetera, possono aiutare ad essere nelle migliori condizioni di forma fisica. Se questo vale per tutti coloro che non sono in situazioni di disabilità, perché ancora di più dovrebbe valere per chi ha un problema di funzionamento. Fitness, appunto la forma fisica, fun, divertimento. Attenzione, fun e gioia. Qui entriamo proprio nel nocciolo della questione. Una età infantile, ieri sera abbiamo sentito dei dati molto preoccupanti del professor Vicari. L'infanzia, l'adolescenza, nella mia esperienza anche oltre, senza divertimento non è che gli manca qualcosa, gli manca uno dei mattoni fondamentali per costruire la propria vita, okay? Per affrontare ciò che ogni giorno la vita ci pone davanti. Quindi pensiamo non solo a fare riabilitazione, ma pensiamo anche a come fare riabilitazione in maniera divertente. E farlo in maniera divertente vale anche per i nostri lavori, per tutto quello che facciamo.
rende più efficace, anche qui ci sono degli studi dimostrati, i risultati dell'intervento riabilitativo. Friends, amicizia. Qui faccio solo una chiosa. Ok, Paolo, che ha una situazione di disabilità importante, è inserito in una classe. Sono 25 alunni, cavoli, benissimo, 25, quindi è ben incluso, siamo a posto, bon, l'amicizia è fatta. No, non è così, perché spesso succede che Paolo c'ha insegnanti di sostegno, ce l'ha detto l'assistenza, in quella scuola, siccome ormai ci sono pochi bambini, c'è pure l'aula di sostegno, quindi Paolo passa la maggior parte del tempo nell'aula di sostegno con un insegnante di sostegno, l'ha detta l'assistenza, quando c'è da fare qualche canto o qualche ban, viene coinvolto, magari in altre situazioni. Ma questa non è amicizia. L'amicizia non è data dalla quantità, dalla qualità, dalla qualità. Anche qui ci sono studi che dimostrano che una qualità, esperienze di amicizia significative proprio per le persone con disabilità in età infantile è il miglior viatico per sviluppare poi delle relazioni affettive significative in età adulta. E infine future, il futuro. Tutto quello che noi facciamo con dei bambini è una proiezione al futuro. E il futuro noi lo pensiamo in base alle nostre capacità. Non costruiamo il futuro in base ai nostri difetti. Io sono diventato neuropsichiatra infantile per una serie di casi, per una serie di scelte, ma perché se avessi provato a fare l'astrofisico, adesso probabilmente sarei zeppo di psicofarmaci fin sopra la testa e sarei imbacchettato duro a casa. Sono sicuro di questo. Ho scelto, come tutti noi, la mia strada in base alle mie capacità. Questo vale per chiunque, anche per le persone in situazioni di disabilità. Pensiamo a quelli di cui abbiamo parlato prima. Tutte quelle persone sono andate a sviluppare al massimo le loro capacità, è stato per quello che l'umanità ha potuto beneficiare del loro apporto fondamentale. Bene, quindi abbiamo capito che tutti questi concetti hanno molto a che fare con la gioia, che non vuol dire che la disabilità, adesso mi raccomando, la dico, mi vergogno anche a dirlo, che la disabilità porta gioia, no? Ci sono quelli che infiocchettano, perché tutte queste cose qua. No, si può, perché la gioia, anche questa, dipende dall'interazione, probabilmente tra la persona e il contesto è soprattutto fatto di relazioni. Tommaso adesso ce lo sta facendo sentire, la sua gioia di essere qui e di partecipare. E adesso vi faccio vedere un breve video. Tra l'altro ringrazio lo IAM, che io chiamo sempre YAM, i miei figli si arrabbiano, dicono papà no, non è YAM, ma a me dico YAM alla napoletana, nel senso andiamo, no? Quindi lo YAM è un gruppo di persone a cui io sono molto legato che contribuiscono a viaggiare, diciamo in questo caso nel mondo dell'educazione, a fare molte altre esperienze a beneficio soprattutto dei ragazzi e dei bambini. Quindi questo video è stato fatto con la loro collaborazione e lo faccio vedere volentieri. Oh, no. Le mie 6 parole preferite. Possiamo usare... Eccole le mie parole preferite. Scusate, abbiamo... Famiglia, Possiamo usare il gelato? Usiamo il gelato? Sì. Allora, possiamo Sì. passare la parola intanto a questo, lo possiamo mandare dopo, passiamo la parola intanto a Lidia. Sì, allora facciamo così, io Salti, ok. salto questo, possiamo mandarlo in onda noi. va bene, lo mandiamo dopo e questo è il bello della diretta, no? Battuta assolutamente banale. Nella pratica, queste 6 parole F, anche qui dicono però il dottor De Polo, vabbè, ci racconta, interessante, le 6 F, una bella trovata in inglese, ma nella pratica vi dico 3 cose. Io non dimenticherò mai il giorno in cui 2 o 3 anni fa, incontrando una famiglia e parlando di queste 6 F, i genitori di Riccardo, un bambino con una forma importante di paralisi cerebrale infantile, non in grado di parlare, tutta una serie di cose,
Parliamo delle 6F, poi il papà alla fine dell'incontro mi si avvicina e mi fa, dottore, io la ringrazio moltissimo, perché Riccardo aveva 17 anni, a quell'età lì, più o meno 16-17 anni, dottore, io e mia moglie alla parola fan non ci abbiamo mai pensato in vita nostra, questa è la prima volta. È stato un momento molto molto forte. Qualche volta mi capita, siccome nel mio studio ho tappezzato lo studio con le parole, le 6F words, e le ho nelle varie lingue, quindi c'è l'arabo, cinese, spagnolo, perché abbiamo la fortuna effettivamente di seguire bambini che vengono da tutto il mondo. Ogni tanto facciamo le riunioni di sintesi sulla situazione, sul progetto riabilitativo, e ogni tanto mi capita di dire, no? Abbiamo parlato della riabilitazione, fa fisioterapia, ci vuole più di questo, più di quello, eccetera. Poi a un certo punto io dico, sentite, guardiamo un po' quel manifesto là, quelle 6F, no? Abbiamo parlato di tutte queste cose. Vi assicuro che questo aiuta tantissimo a parlare della persona, non delle cose che bisogna sistemare, ma della persona e del suo progetto di vita. Noi stiamo utilizzando le 6F attraverso abbiamo preparato una pseudo intervista e accogliamo tante famiglie che vengono per la prima volta alla nostra famiglia con le 6F e restano sbigottiti. Perché noi non è che diciamo noi possiamo fare questo, possiamo fare quello, il dottor De Polo è più o meno bravo, vabbè, ma tanto non c'è scelta, e via di seguito. Noi chiediamo alle famiglie, raccontateci della vostra famiglia, cos'è importante per voi, com'è che vi divertite, com'è che vi piacerebbe divertirvi di più, come fate per tenervi e tenere Paola in forma. Questo tipo di approccio cambia completamente da subito come si può dire, il percorso, mette il percorso diciamo del progetto riabilitativo sulla giusta strada. Va bene, possiamo mandare il video, eccolo qui, grazie. Le mie 6 parole preferite. Eccole le mie parole preferite: funzionamento, famiglia, forma fisica, amicizia, divertimento, futuro. Sono davvero molto importanti per me. Sono fortemente collegate a ICF, la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, sviluppata dall'Organismo Mondiale della Sanità nel 2001. Fai attenzione a queste parole, che sono importanti in tutti i momenti della mia vita, quando faccio la riabilitazione, quando i dottori mi visitano, quando sono a scuola o con gli amici o a casa, insomma, sempre. Queste 6 facili parole possono aiutare chiunque a capire le cose che contano veramente per me. Alcune persone sono così concentrate sulla mia disabilità e preoccupate per le mie difficoltà da dimenticarsi che io voglio essere felice e sentirmi in salute come tutti gli altri. Adesso te le spiego meglio queste parole. La prima, funzionamento. Io voglio fare tante cose, come andare a scuola, essere più autonomo possibile a casa e fuori casa, muovermi, fare esperienze adatte alla mia età. Questo significa funzionamento. Cosa importa se non faccio le cose come gli altri? Forse avrò bisogno di più tempo, di più esercizio, di qualche ausilio, ma ciò che conta per me è farle, anche con il tuo aiuto. La seconda parola, famiglia. La mia famiglia mi conosce meglio di chiunque altro e i miei genitori sanno ciò che va bene per me. È importante parlare con loro, ascoltare cosa hanno da dire, farsi spiegare quali sono gli obiettivi della mia famiglia. Dai loro le informazioni in modo completo, comprensibile e utile a prendere le giuste decisioni per la famiglia. Ed eccoci alla terza super parola, forma fisica. Come tutti ho bisogno di curare bene il mio corpo e la mia mente. Aiutami a trovare modi per essere attivo e stare in salute. Aiutami a capire ciò che posso fare e come rendere tutto più facile. Per me può essere difficile fare attività fisica come i miei coetanei. Parlo di sport, ma anche di cose come camminare, spostarmi, andare in bici, correre, gli esercizi che faccio con i terapisti e le cure dei dottori, gli ausili, le attività con gli altri, gli sport di squadra, una dieta sana. Tutto ciò mi può aiutare a stare in salute.
Ora tocca la quarta parola, amici. Io voglio amici, voglio costruire amicizie vere, crescere e fare cose circondato da amici. Io posso imparare da loro e loro possono imparare da me. Aiutami a fare amicizie a scuola, nella mia comunità, a casa, in terapia. Veniamo alla quinta parola, divertimento. Adoro questa parola. Per tutti noi bambini, la vita ha molto a che vedere con il fare cose che sono divertenti. Posso divertirmi quando sono a scuola e imparo, quando sono con la mia famiglia o con gli amici, in tante altre situazioni. Puoi aiutarmi a trovare cosa mi diverte e come rendere le cose allegre. E che ne dici se ci divertiamo assieme? Ed eccoci alla sesta parola magica, futuro. Come ogni bambino, anch'io sto crescendo e mi sto sviluppando. Un giorno sarò un adulto con disabilità. Aiuta me e i miei genitori a pensare al futuro in modo positivo. Chiedici quali sono le nostre speranze e sogni. Aiutami fin da ora a sviluppare al massimo le mie potenzialità. Bene, adesso conosci tutte le mie 6 parole preferite. Aiutami a usarle e valorizzarle nella vita di tutti i giorni. Posso contare su di te? Ok, adesso vi parlo di una persona e chiudo, ho finito. Vi parlo di una persona, però lui non è Andrea Bocelli, non è Stevie Wonder, non è Ludwig van Beethoven, non è Bebe Vio, non è Greta Thunberg. Lui è una persona che ha qualche problema fisico, ha una condizione di salute, dice l'Organismo Mondiale della Sanità, ha una sindrome genetica, ha una tetraparesi discinetica predominanza spastica, quindi solo a leggerla tutta fa un certo che, vuol dire che è una compromissione grave dei movimenti dei 4 arti, molto importante, un problema di epilessia che per fortuna i farmaci tengono sotto controllo, ha una disabilità intellettiva media, quindi ha una difficoltà abbastanza importante ad acquisire conoscenze, a fare ragionamenti. Non è in grado di parlare, è anartrico e anche ha una lieve difficoltà visiva, per fortuna lieve. E poi ha anche una lieve difficoltà dell'alimentazione, soprattutto nel gestire i cibi più importanti. Bene, questa quindi è un problema direi abbastanza serio. Stiamo parlando di Tommaso e delle sue 6F ci parlerà la mamma Lidia, che è qui con me. Grazie. Allora, intanto grazie per avermi invitato a questa manifestazione, la chiamerei proprio così, perché insomma esserci con Tommaso in questo momento, in questo posto, è sicuramente una cosa che dà speranza a noi genitori e insomma ci fa vedere oltre. Sono molto emozionata e spero di riuscire a portare a termine questa presentazione senza emozionarmi tantissimo. Ebbene sì, sono la mamma di Tommaso, quello che ha tutte quelle cose che ha detto il dottor De Polo. Però prima di presentarvi Tommaso, io ve lo farei presentare da lui stesso e chiedo il video numero 1 per questa cosa. Mi chiamo Tommaso. E quanti anni hai? Ho 11 anni. E dove vivi? Ho 11 anni. Vivo a Rimano. Ah. Ho una bicicletta. Dai, e di che colore? Vivo a Rimano. Bello, e di che colore è la bicicletta che hai? Il mio colore preferito è il rosso, mi piace. Ecco, questo è Tommaso che ha tutte quelle cose lì che avete visto prima. La cosa, qui si presenta con il suo comunicatore e in questo breve slot voglio portare la testimonianza di quali sono le esperienze che
che fa Tommaso e che effettivamente ci siamo resi conto che portano del valore aggiunto alla sua qualità della vita, e come le 6F siano importanti proprio in questo percorso di vita, primo, e poi in quella che è la parte della riabilitazione. C'è un piccolo problema tecnico sulla presentazione. Eccoci. Appunto, noi abbiamo come famiglia e come genitori ci siamo resi conto di quanto appunto queste 6F che vedevamo sempre nei corridoi della nostra famiglia quando veniamo a fare riabilitazioni siano importanti, e quanto le esperienze che facciamo fare a Tommaso diano un valore aggiunto a quella che è la sua qualità della vita. Volutamente abbiamo utilizzato il carattere esperienza scritto in maniera diversa, perché ce l'ha insegnato Tommaso, ma ne parlava anche prima il dottor De Polo. Ognuno di noi ha un approccio all'esperienza completamente diverso, ognuno di noi arriva a un fine con delle modalità differenti. Tommaso ce lo insegna tutti i giorni, perché appunto ci fa vedere la vita da un'altra prospettiva e ce la fa conoscere ed apprezzare in maniera differente. La prima F della quale appunto vogliamo parlarvi è sicuramente quella legata alla famiglia. La famiglia, mi dispiace che non si veda la slide. Sì, abbiamo portato, spero che si possa vedere, un disegno, non abbiamo portato foto, immagini della nostra famiglia. La nostra famiglia è composta da me e dal papà di Tommaso e Tommaso. Questo è un disegno che ha fatto un amico di Tommy che si chiama Filippo e l'ha fatto insomma forse l'anno scorso. La cosa che ci ha fatto sorridere quando ci ha consegnato questo disegno è come effettivamente, spero che si possa vedere, Tommaso sia molto sorridente, mentre invece io e il papà di Tommy un pochino meno, effettivamente. Ogni tanto non ce ne rendiamo conto, ma probabilmente non siamo così sorridenti, e forse lo dovremmo essere di più ed essere magari un pochino più grati a questa cosa e meno preoccupati invece di questa situazione. E questa appunto è la famiglia che supporta Tommaso. Noi con Tommaso tendiamo a fare tante cose, siamo molto fortunati perché abbiamo tanti amici, ed ecco qua un'altra F che c'è nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Abbiamo la fortuna di fare del movimento, il fitness, ma soprattutto una cosa che Tommaso ha è sicuramente la gioia. Per cui la gran parte delle 6F sono raggiunte in quello che è il video numero 2 che vi voglio presentare.
Ecco. Ecco, questa è un riassunto di una parte delle cose che facciamo con Tommaso. Quello che abbiamo imparato appunto da tutte queste cose è che sicuramente l'esperienza crea gioia e la gioia crea apprendimento a suo modo, per cui cerchiamo proprio di farle nostre e di portarle nella vita di tutti i giorni. Tommaso è un bambino molto fortunato perché ha degli amici, una classe, una scuola che lo supporta vedremo dopo un altro video che hanno fatto proprio i suoi compagni di classe e questo facilita proprio anche la parte cognitiva. La gioia un po' ce l'ha di suo, però sicuramente quando parla delle esperienze che ha fatto, tendenzialmente riporta sempre sono felice. Nel prossimo video, che dovrebbe essere il numero 3, facciamo appunto un esempio di una domanda che fa la maestra subito dopo aver fatto un'esperienza a scuola. Io mi sento. Io mi sento. Come ti senti? Scegli? Come ti senti? Tommy, scegli come ti senti. Felice, felice. Questo non è sicuramente stato indirizzato a scegliere mi sento felice, perché peraltro la maestra indicava anche un altro quadrante, però lui è andato sul certo nello scegliere appunto il fatto che era felice e l'emozione della gioia, ed è una caratteristica che si ripresenta fortunatamente in maniera abbastanza costante nella vita di Tommaso. Il fatto che dopo aver fatto un'esperienza noi ci rendiamo conto che la sua parte cognitiva in qualche maniera si attiva in maniera più immediata, ce l'abbiamo nel prossimo video, dove in una situazione domestica abbiamo fatto un paio di domande dopo che aveva fatto il giro sulla moto con Alvaro Dalfarra. Allora, qual è qua la risposta giusta? Alvaro va a piedi o va in moto? Qual è la risposta giusta? In moto, vero? Dov'è che si vede che Alvaro va in moto? Ah, lì! Sì, là si va in moto. Proprio. Allora cancelliamo a piedi, vero? Cancelliamo? Ecco casin, che casin. Adesso è giusta la frase, Alvaro va in moto. Giusto? Adesso sì, è giusto. Ecco, appunto, fresco di un'esperienza appena fatta, è riuscito comunque in ogni caso a riconoscere, non perché sa leggere, però le maestre sicuramente si impegneranno perché qualcosa in questo senso possa accadere, però ha riconosciuto indubbiamente le immagini e insomma era chiaro per lui che Alvaro andasse in moto. Una delle F che a noi genitori dà sicuramente più ansia, alla quale non sappiamo e non vogliamo forse dare delle risposte, perché il futuro fa un po' paura a tutti, soprattutto in questi periodi. Vi garantisco che essere genitori di un bambino con delle abilità diverse o comunque in ogni caso con delle problematiche fisiche e cliniche importanti
spaventa, per cui parlare di futuro a noi genitori non veniva proprio, non ci veniva. Abbiamo chiesto però ai compagni di classe di parlare di futuro e la domanda insieme appunto alle maestre, al team delle maestre che è stata fatta ai bambini è: come si immaginano il futuro di Tommaso? Ed è il video che vi proponiamo adesso. Colorato. Gli piacerà giocare e passeggiare, gli piacerà nuotare. Il giardino avrà una piscina gigante con tanti gonfiabili. Da grande sarà a capo di un negozio di macchine. Tommaso da grande per me diventerà un grande sportivo e darà sempre il meglio di sé per vincere le gare e le cose di ogni giorno. Terrà tutti d'occhio, andrà in posti mai visti prima, avrà una camera grandissima dove appenderà tutte le foto dei suoi viaggi. Non vorrà smettere di sognare cose belle e immaginare il giorno dopo quanto sarà bello. Si ricorderà dei suoi compagni e della sua vita alle elementari. Avrà tanti amici. Avrà una vita bellissima. E resteremo sempre amici. Yeah! Ecco, questo è il futuro che si immaginano gli amici di Tommaso, i compagni di classe di Tommaso, e per questo devo ringraziare indubbiamente le maestre che si sono prodigate nel fare questo video e per il supporto. E ringrazio però in realtà i bambini, che sono loro che sono il vero motore di tutto questo. La cosa che mi è piaciuta tantissimo quando ho visto questo video è stata la spontaneità con la quale i bambini hanno parlato e hanno appunto raccontato che Tommaso potrebbe essere un capo di un negozio di automobili o uno sportivo, sicuramente sarà uno sportivo. E il motivo ricorrente sicuramente che sarà gioioso, che sarà insomma, felice, e questa è una grandissima soddisfazione da un lato. Dall'altro ho un po' una provocazione, che ne parlavo quando ho fatto vedere questo video anche col dottor De Polo, e dico: quando è che i nostri bambini cambiano da vedere Tommaso un capo di un negozio di automobili a essere poi un handicappato, che purtroppo anche i recenti fatti di cronaca insomma ce lo riportano, che è sempre più evidente come effettivamente non ci sia più un concetto di accettazione o di visione del disabile, ma in qualità proprio di essere capace di fare le cose che sa fare, ma purtroppo di enfatizzare quelle che in realtà non sa fare. E questo però lo lascio ai massimi esperti, questo tipo di risposta, e lascio questo quesito a voi. Io vi dico grazie appunto per questo invito, grazie di averci fatto partecipare, grazie di averci invitato e di aver pensato a noi nel parlare appunto di gioia nella riabilitazione e all'interno delle 6F.
Grazie appunto a tutti quelli che ci hanno supportato un po' per il montaggio di questi video fatti in casa, per cui scusate i tecnici, e grazie appunto alle maestre e ai bambini che hanno dato questo apporto fondamentale nel realizzare e nel farci riflettere che effettivamente si può. Ecco, questo è un po' il messaggio che vorremmo dare. Un messaggio che sicuramente oggi è ben nutrito dalla vostra presenza, dalla vostra testimonianza, dai video bellissimi che abbiamo visto. Fra l'altro raccontava il dottor De Polo che il video in cui avete visto giocare Tommaso a rugby è arrivato fino al coach della nazionale italiana di rugby, non è vero? Sì. Ecco. E quindi è veramente contagioso. Lascio ora la parola anche alla nostra ospite Sonia Bortolot, pedagogista dell'Istituto La Nostra Famiglia, per un commento finale. Allora, ringrazio tutti dell'invito, ringrazio la mamma di Tommaso che come sempre, nonostante io lavori col mondo della disabilità da tanti anni, col dottor De Polo, io ogni volta mi commuovo e quindi vuol dire che ho ancora tante cose da imparare. Ringrazio anche Tommaso che è qui in sala, voi non lo vedete, ma Tommaso ha partecipato con noi. Mentre parlava il dottor De Polo e la sua mamma, io lo guardavo e lui continuava a sorridere e a fare i suoi commenti. Allora, io prendo una frase bellissima che ha detto la signora. Esperienza crea gioia, gioia crea apprendimento. Mi sembra una frase bellissima e spero che diventi lo slogan della nostra famiglia, cioè lo voglio appeso su tutti i nostri muri e i nostri colori con colori diversi. Perché dico questo? Perché credo anche che la riabilitazione fatta attraverso il divertimento possa essere una riabilitazione che venga vissuta con più gioia anche da tutti i nostri bambini. E se poi facciamo riabilitazioni con gioia, allora apprendono anche molto di più. Mentre parlava il dottor De Polo, e non, lo dico, il dottor De Polo su questi argomenti ne parliamo tutti i giorni ed è diventato ormai il suo trip e il nostro trip della nostra famiglia, 6F e quant'altro, mi sono venute in mente delle riflessioni. Allora, interviste ai genitori sulle 6F ne ho fatte tante anch'io e mi sembra doveroso dire che la cosa più faticosa che ho trovato di discussione con i genitori era relativo al futuro. Tutti i genitori sono molto preoccupati nel futuro dei loro figli. L'altra fatica che ho trovato quando parliamo di divertimento. Nel senso che sembra strano, però tante volte i genitori arrivano alla nostra famiglia, ma non soltanto alla nostra famiglia, chiedono riabilitazione, apprendimento, scuola, ma mai quando si parla di divertimento si rendono conto che è importante per i bambini anche con disabilità. Il bimbo e ragazzino che ha parlato il dottor De Polo prima, Riccardo, ricordo benissimo quella frase di quel papà e da allora il papà ha iniziato a seguire insieme al figlio le partite dell'Imoco ed è cambiata anche la qualità di vita e della famiglia, perché loro hanno incominciato effettivamente a vivere molto meglio la situazione. Pongo una domanda, l'ultima veloce, perché il tempo stringe. E allora, noi nel nostro percorso professionale abbiamo incontrato e stiamo incontrando tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazzi che io chiamo speciali. Questi bambini e ragazzi vivono la gioia, stanno bene, vivono la felicità in base anche agli adulti che incontrano loro nella loro strada e che credono in loro e che nonostante le disabilità o le difficoltà comunque spingono perché possano essere sereni e possano apprendere. La domanda che faccio anche al dottor De Polo e che si collega un pochino anche alla ultima affermazione della signora, come possiamo noi, tutti noi, fare in modo che questi bimbi possano vivere la loro vita con gioia e diventare poi grandi adulti felici? Sì, che domandina. Io penso che è una sfida prima di tutto per noi stessi, no? Perché non è sufficiente predicare bene, ma bisogna anche razzolare bene, quindi parte prima da noi stessi in base, secondo me, anche alla passione con cui facciamo il nostro lavoro
e in base, quindi anche la gioia che riusciamo a trasmettere nell'occuparci delle vite di questi bambini, di queste famiglie, no? Quindi è l'esempio che aiuta le persone a interrogarsi, diciamo, sul proprio modo di essere e ad apprezzare effettivamente la possibilità anche di vivere, seppur in situazioni difficili, dei momenti di gioia, perché non si può essere sempre in una situazione di gioia. Io dico sempre che passati i primi 10 anni di lavoro, quando mi sono reso conto che stavo accompagnando dei bambini e delle famiglie lungo la loro vita, e ho capito che ormai alcuni di quelli che avevano 10 anni li avevo conosciuti 10 anni prima e probabilmente avrei continuato a seguirli anche per molti anni successivamente. Ecco, dico sempre, vengono le vertigini perché noi come specialisti non è che andiamo a sistemare delle cose, ad aggiustare, allungare dei muscoli, qualche volta è pure necessario, bloccare delle crisi epilettiche, eccetera, ma noi mettiamo le mani dentro la pasta della vita di queste famiglie. E penso, ad esempio, a una riflessione che faceva ieri Niccolò Covoni, no? Niccolò Covoni portava l'esempio di quella professoressa che quando lui era giovane a un certo punto gli ha detto: tu, la tua carriera sarà quella di andare a, che ne so, a impacchettare scatolette di sardine. E lui diceva, beh, al di là del fatto che potrebbe essere un lavoro molto dignitoso, però qualche volta mi capita di sentire i genitori che dicono: ma quel dottore quella volta mi ha detto che avrebbe avuto una vita difficilissima, sarebbe morto dopo pochi anni, non avrebbe potuto far questo, non avrebbe potuto far quello, non avrebbe potuto far quell'altro. Ecco, io un po' forse per mia sensibilità, un po' perché ho capito queste cose qui, mai e poi mai mi azzarderei di fare previsioni di questo tipo, perché in ogni caso davanti a una persona che sta cambiando, e tante volte ho visto che le mie previsioni, per quanto basate su dati abbastanza diciamo corretti, si sono rivelate false, perché in ogni caso c'è una vita che va oltre, diciamo, la dimensione della disabilità, della incapacità. Ok, questa è una cosa che io ho imparato e penso che lavorare, questa è una cosa che l'Organismo Mondiale della Sanità ci aiuta a fare, e anche le 6F tantissimo. Lavorare enfatizzando i punti di forza, cercando per carità di migliorare, ecco, le difficoltà di funzionamento, ma ragionare anche sui punti di forza è fondamentale. Tutte le visite che io faccio, anche con i bambini senza disabilità, mi arrivano, che ne so, dalle scuole, dopo 2 o 3 minuti gli spiego che razza di lavoro è il neuropsichiatra infantile, in realtà non lo spiego al bambino, ma lo spiego al genitore che è più terrorizzato del bambino, di trovarsi davanti un neuropsichiatra infantile, chissà questo cosa combina. La domanda che faccio sempre non è che problemi hai, chiedo sempre: cosa ti piace fare? Cosa sei bravo a fare? Gli dico sempre: guarda che non sto parlando di scuola, dimmi cosa sei bravo a fare. Io penso che questo è un'attitudine, diciamo, che si può sviluppare, è un'attitudine diciamo, è un atteggiamento di benevolenza. Ho sentito una volta qualcuno che utilizzava questo termine, ok, che non è buonismo. Essere benevoli è una cosa diversa. Okay? Questo penso che possa aiutare la famiglia che sente davanti degli specialisti che hanno questa attitudine, lo sentono di pancia prima di tutto, non con la testa. Penso che questo possa aiutare a mettere dentro la gioia anche dentro il nostro lavoro. La gioia di cui abbiamo veramente parlato anche oggi, penso che abbiamo esplorato questo tema che dà il titolo al nostro festival da una prospettiva che apparentemente non sembrerebbe propensa alla gioia e che invece abbiamo visto la gioia anche qui si può.
Questo lo dico non solo come commento nostro, ma anche facendo sintesi dei molti commenti che ci arrivano. Abbiamo oltre 200 spettatori collegati attraverso i nostri canali, usiamo solamente uno dei tanti commenti che ci sono arrivati, che ci sembra faccia sintesi, che dice: bravissimi, bravissimo Tommaso, si vede che è un bambino gioioso. In questo momento lo potete vedere tutti perché la mamma ci ha autorizzati a inquadrare Tommaso, che ha partecipato attivamente, sorridendo costantemente, facendosi sentire. Continua questo commento dicendo: l'esperienza di Tommaso andrebbe diffusa il più possibile, l'ambiente fa nettamente la differenza. Grazie per questo meraviglioso video, meraviglioso Tommaso e la famiglia, dottor De Polo, super professionista e soprattutto super persona, grazie. Noi siamo assolutamente d'accordo, siamo veramente felicissimi perché questa gioia ci ha raggiunti tutti e è stata veramente contagiosa, segno che veramente questo incontro è perfettamente coerente con il nostro tema. Quindi ringraziamo di cuore Sonia Bortolotto, pedagogista dell'Istituto della Nostra Famiglia, che è stata con noi, ringraziamo la signora Lidia, mamma di Tommy, Tommaso stesso che è qui con le sue insegnanti, la zia, molte altre persone che sono venute a fare il tifo per lui, e ringraziamo il dottor Gianni De Polo veramente per lo spirito meraviglioso con cui ha condotto questo incontro, che ci ha fatto capire, comprendere, scoprire molte cose. Con questo l'incontro si conclude, il Comune di Vittorio Veneto, Assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo a seguire nel nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it tutto il programma, a partecipare numerosi. Vi aspettiamo tra poco alle 17:30 con Vittoria Maioli Sanese e Gino Soldera per l'incontro dal titolo Per amarsi o combattersi tutta la vita, e questa sera alle 20:30 con Luigina Mortari per un incontro dal titolo Fammi fiorire. A questo punto per questo incontro è veramente tutto, ma credo che ci porteremo a casa molti spunti di ispirazione per essere educatori migliori. Grazie per aver seguito questo appuntamento di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Buon pomeriggio.